Funerali di Stato e lutto nazionale nel giorno delle esequie, quanto deciso dal Consiglio dei Ministri dopo la strage di Casteldazzano. Sarà l'ultimo omaggio ai 3 carabinieri che hanno perso la vita. Intorno a loro, alle loro famiglie e all'Arma si stanno stringendo in queste ore le più alte cariche istituzionali, ad iniziare dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, tra i primi a far arrivare il proprio messaggio. In questa drammatica circostanza esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini. Le parole della Premier Giorgia Meloni, che in una telefonata aveva espresso la vicinanza sua e del governo al comandante generale dei Carabinieri Luongo, che in mattinata aveva incontrato il ministro dell'Interno. È una grande tragedia, questo, aveva detto Piantedosi, è il momento del dolore. Si è trattata di un'operazione curata nel dettaglio. Ciò nonostante, era inimmaginabile ci potesse essere un livello di aggressività di questo tipo. Vicinanza e cordoglio anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È profonda, dice, la gratitudine che dobbiamo a chi, affrontando enormi rischi, tutela i cittadini e la legalità. E del Senato, Ignazio La Russa, che si stringe alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti. Dalla politica nazionale a quella regionale il tenore dei messaggi non cambia. Queste 3 morti rappresentano una ferita profonda per il Veneto e per l'Italia, ha scritto in una nota il presidente Luca Zaia, che ha decretato 3 giorni di lutto regionale, oltre ad un'ulteriore giornata in occasione dei funerali. Quanto accaduto è inaccettabile, chi serve lo Stato non può morire così, serve un impegno delle istituzioni a tutti i livelli, le parole del candidato presidente per il centrodestra Alberto Stefani. Una tragedia difficile da accettare, il commento di Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia, gli abbraccio i loro cari. Sono vicino all'Arma dei Carabinieri che ogni giorno sfida i pericoli per garantire la nostra sicurezza. Ancora una volta dobbiamo esprimere la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno con coraggio e spirito di servizio garantiscono la nostra sicurezza anche a costo di grandi sacrifici personali. Le parole del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Un dramma inaccettabile anche per come si è concretizzato e restiamo in attesa degli accertamenti su eventuali responsabilità. Questo però è il tempo del dolore, dice il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo. Verona, il Veneto e l'Italia sono in lutto, è una tragedia, un fatto che provoca enorme dolore. Tutelare questi uomini e donne straordinari è un dovere di tutti noi, rappresentanti delle istituzioni, quanto dichiarato dall'europarlamentare Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia.